forti saluti di Padrini Leonardo, che per problemi chiaramente del Presidente della Commissione Sanità non ha potuto essere presente, e comunque c'è comunque l'amico Stefano Fracasso che è in Commissione Sanità, per cui su alcuni aspetti poi lui sarà sicuramente più preciso del sottoscritto. Io volevo fare alcune riflessioni per quanto riguarda il discorso economico-finanziario della Regione in questo periodo di crisi economica, come Regione, per quanto riguarda un bilancio dove il settore della sanità ha visto un impegno di 8 miliardi e chiaramente una grossa fetta del bilancio. Abbiamo cercato dal punto di vista poi del settore del sociale di mantenere inalterata la disponibilità economica e finanziaria, ma addirittura anche di integrare con 16 milioni anche la quota riferita alla non autosufficienza. Quindi questo è stato uno sforzo chiaramente significativo. Abbiamo tagliato da altre parti, chiaramente a fronte anche di una riduzione, come si diceva precedentemente, di 358 milioni di euro di trasferimenti minori da parte dello Stato, e quindi questo è stato un impegno proprio in questo settore importante. Credo comunque, per quanto riguarda l'ospedale di Noventa, come diceva Luca Caminato, sia assolutamente necessario che l'ospedale dialoghi con la realtà nell'ambito dell'ULSEI con l'ospedale di Vicenza, proprio per riuscire a mantenere questi servizi. L'importanza di fare squadra, l'importanza anche di fare scelte precise e puntuali in funzione poi di un piano sociosanitario che si sta impostando in Regione. In questo caso evidenzio comunque che come consiglieri regionali, tra l'altro anche nuovi consiglieri regionali, sia il sottoscritto che anche Stefano Fracasso, fin da parecchi mesi avevamo evidenziato la necessità e l'urgenza del piano sociosanitario perché arrivasse in tempi rapidi in giunta, anche perché riuscire poi attraverso i lavori dell'aula consigliare regionale a approvarlo entro la fine dell'anno. Credo che la sanità, che costa di più, quasi sempre, diciamo così, ha una meno efficienza proprio in certi luoghi della nostra regione, e faccio l'evidenza chiaramente delle ULSS di Rovigo, di Venezia, ma alcune anche di quelle di Verona, sia assolutamente necessario da questo punto di vista, perché parliamo sempre molto di federalismo, riuscire anche a fare un ragionamento mirato da questo punto di vista proprio per quanto riguarda le ULSS vicentine, che hanno sempre dimostrato una certa lungimiranza dal punto di vista economico-finanziario. Su questo tutta una serie anche di problematiche legate anche all'ubicazione di alcune realtà territoriali, dove nell'ambito anche del centro della nostra regione vediamo realtà di ospedali per acuti che nell'arco di circa 20 km troviamo ben 5 realtà di questo punto di vista. Quindi una riflessione generale proprio per ottimizzare le risorse economico-finanziarie della nostra regione credo sia assolutamente puntuale e significativa. Relativamente alla struttura di Noventa, io credo che sia assolutamente necessario da questo punto di vista cercare di fare rete, di fare squadra, lavorare chiaramente con i sindaci e con i rappresentanti della regione. Evidenzio anche che abbiamo anche la fortuna di avere 3 assessori della nostra provincia, e credo che da questo punto di vista, quando il piano sociosanitario comincerà a approdare per la sua discussione in giunta, io mi auguro che facciano sicuramente la loro parte. Ma volevo evidenziare la realtà di Noventa, che è una realtà chiaramente che ha dato anche dimostrazione di ampia eccellenza e sicuramente non può perdere funzioni importanti, anche perché ha una problematica, una difficoltà dal punto di vista poi anche infrastrutturale, che chiaramente soffre appunto di una rete viabilistica ottimale per riuscire a raggiungere poi altre realtà. E quindi da questo punto di vista credo sia assolutamente necessario cercare di in qualche modo lavorare. Io porterò chiaramente la mia sensibilità che nutro appunto in queste tematiche nei confronti appunto dell'assessore della giunta, per cercare di dare risposta a questa problematica. Credo assolutamente sia necessario, chiaramente per quanto evidenziava prima il sindaco di Anto, la necessità di questa mancanza di sicurezza relativamente all'ospedale di Noventa, per quanto riguarda appunto le tematiche evidenziate, sia stato chiaramente un percorso che è arrivato poi anche con l'incontro in prefettura, che è stata quasi voluta una mancanza di sicurezza per chiudere momentaneamente l'ospedale. Su questo credo che se c'è una volontà politica forte, proprio per la necessità chiaramente anche per i servizi che dà l'ospedale di Noventa, non solo per quanto riguarda il territorio dell'area iberica, ma anche per le province di
Verona e di Padova, credo sia assolutamente necessario che ci sia questo punto di riferimento forte sul territorio. Ecco, sarà da parte mia volontà specifica di riuscire chiaramente a incidere da questo punto di vista e portare queste necessità e esigenze in ambito regionale. Benissimo, grazie.